Ed eccoci in cantina, siamo nella cantina dell'azienda di Filippo. Emma è sempre con me a farmi da guida. Abbiamo parlato di 3 generazioni di vignaioli e anche qui nella cantina queste se le ritroviamo, perché qui di dietro ci sono c'è l'origine. Abbiamo le botti in cemento con cui appunto mio padre ha iniziato l'azienda vitivinicola. Quindi abbiamo cemento, acciaio e legno, ovviamente, che non può mancare. A breve penso anche le anfore, inizieremo a fare una sperimentazione in anfora. Ah, ecco, quindi troveremo anche quelle. Prossima volta che ci vediamo vedremo anche le anfore. Allora, noi abbiamo detto che voi avete vini, avete bianchi, avete rossi, adesso è il momento di raccontare nel dettaglio quali sono le vostre produzioni, le DOC, vini importanti, vini del territorio. Sì, noi come azienda ovviamente ci identifichiamo nel nostro territorio, qui ci troviamo nella DOC Colli Martani, quindi abbiamo Greghetto e Sangiovese e il nostro vitigno tipico di Cannara, che è la Cornetta, con cui facciamo la vernaccia di Cannara, che dal 2009 ha avuto il riconoscimento della DOC, è una sottodoc dei Colli Martani. Qui però ci troviamo anche nella linea di confine tra Colli Martani e la DOCG del Sagrantino, della DOC del Sagrantino, e quindi abbiamo anche una piccola cantina e dei vigneti nel comune di Bevagna e Montefalco, dove lì produciamo e vinifichiamo la DOC del Sagrantino. Esatto, insomma, quindi quella è un po' l'eccellenza, diciamo quella forse più conosciuta, storica dell'Umbria. Tra l'altro questo nome particolare, Sagrantino, che veniva utilizzato una volta, adesso è un rosso importante, una volta era il vino da messa. Sì, il vino per le celebrazioni eucaristiche, appunto per questo vino sacro, Sagrantino, è originariamente in forma passita e lo è stato fino a 15-20 anni fa, fino a quando l'enologia moderna ha permesso di vinificarlo anche nella forma secca, perché il Sagrantino è un vitigno alquanto ostico da vinificare oltre che da coltivare, e quindi ad oggi abbiamo queste 2 versioni, passito, che manteniamo storicamente, ma anche la versione secca. Ecco, e anche la vernaccia, appunto la vernaccia di Cannara è un passito che è insomma, tra l'altro sono particolari i passiti che nascono da vitigna bacca rossa, insomma non sono così comuni. Esatto. Come vengono realizzati i prodotti questi passiti? Dove si fa l'appassimento? Allora, l'appassimento noi lo facciamo su graticci, quindi lo raccogliamo nel periodo tardivo della vendemmia, lo stendiamo sui graticci, quindi è una raccolta in cassetta, poi viene steso tutto manualmente fino a dicembre. E poi vengono vinificati la vernaccia, affinamento in acciaio, e il Sagrantino fa i suoi 18 mesi di affinamento in barrique. E dal prossimo anno inizieremo un vigneto sperimentale per la vernaccia, dove faremo appassimento in pianta. Nelle anfore invece cosa ci metterete? Nelle anfore ancora dobbiamo decidere, però proveremo sicuramente dei bianchi e anche qualche rosso. Insomma, quindi proprio si allarga. Voi i vostri vini sono vini biologici, ovviamente, perché voi siete biologici, vini biodinamici. I mercati come sono? Vi fermate alla zona? Siete in Italia? Andate all'estero? No, andiamo, diciamo che la scelta del biologico negli anni 90 ci ha aperto tante porte, soprattutto all'estero, nei paesi del nord Europa, dove il biologico era conosciuto ed apprezzato, quindi un 35-40% noi lo esportiamo all'estero, un po' in tutto il mondo, Stati Uniti, Cina, Giappone, Nord Europa, e gran parte nel nostro territorio, quindi potrete berci in diversi ristoranti qui in Umbria, e abbiamo anche una importante vendita al pubblico facendo enoturismo, è un'attività veramente in continuo aumento. E voi, visto che avete le oche e producete anche salumi d'oca, li abbinate? Qual è il vino che sta bene abbinato con i salumi d'oca? Sinceramente non ne ho idea. Allora, possiamo andare con dei bianchi, noi abbiamo dei bianchi strutturati, il Greghetto è un bianco anche con una bella tannicità, oppure andiamo anche con dei rossi. Noi stiamo facendo delle sperimentazioni, quindi sono dei salumi proprio con la tradizione norcina, quindi solitamente i salumi d'oca si trovano speziati e affumicati, noi invece li facciamo semplicemente stagionati con sale bilanciato, pepe, quindi ecco, si sente l'autenticità della carne d'oca.
Ecco. E i passiti invece con cosa si accompagnano? Non solo tradizionalmente, come si pensa, vabbè, il vino passito sta con la biscotteria secca, col cioccolato, così li possiamo abbinare anche col salato? Assolutamente sì, qui in Umbria c'è proprio la tradizione, soprattutto la vernaccia, di inaugurare l'annata la mattina di Pasqua a colazione. Una cosa leggerina. Sì, abbinata appunto con salumi, formaggi, uova, per i più audaci la coratella di agnello ed anche il passito, nasce comunque abbinato con il salato, per esempio uno stracotto di agnello al sagrantino passito, quindi come tradizione l'abbiamo abbinata al salato. Poi come francesi i formaggi sono eccezionali abbinati con i nostri passiti. Assolutamente. Curiosità, qui che cosa ci abbiamo? Qui abbiamo una piccola parte della barriccaia dove affiniamo i vini della DOC Colli Martani, ma gran parte della barriccaia si trova nel comune di Bevagna, dove sono lì soprattutto i vini che fanno affinamento, Montefalco Rosso, Sagrantino e Passito. Bene, insomma, comunque il vino biologico è cresciuto tantissimo come mercato, Ed anche gli ora ultimi anche dati in sta Italia crescendo davvero è un tanto. 20% esponenziale che il biologico viene richiesto. Diciamo, dobbiamo impegnarci più come amministrazioni pubbliche a incentivare il biologico da parte dei produttori, però è in continua salita la richiesta del biologico. Un'ultima cosa, ma il vino si fa in vigno o si fa in cantina? Assolutamente in vigna. Diciamo che quella è la parte più importante e ovviamente poi in cantina va accompagnato il processo di vinificazione e se si hanno delle uve di alta qualità è veramente un accompagnare. Quindi anche la figura dell'enologo che negli ultimi 10-15 anni ha avuto la sua importanza è perché forse alcune volte pensiamo di fabbricare il vino in cantina quando invece la cosa importante è lavorare molto bene in vigna, quindi riscoprire la figura proprio del vignaiolo. Bene. E allora io direi che a questo punto l'andiamo anche ad assaggiare, perché io a casa senza aver bevuto un goccio non ci vado, poco perché mi devo mettere in macchina, però non ci vado Assolutamente senza. non si può partire da una cantina senza avere Una bocca asciutta non si può partire. Alle mie spalle il bellissimo palazzo del Consorzio del Parmigiano Reggiano, dove viene presentato un grande progetto che è già realtà concreta sul benessere animale per valorizzare tutta la filiera del re dei formaggi. Presidente Bertinelli, il Consorzio investe sul benessere animale da tempo e oggi lo fa con delle risorse economiche veramente ingenti perché sono tutte rivolte all'allevatore. Sì, un progetto che non ha precedenti perché nel 2021 abbiamo messo a disposizione del mondo allevatoriale oltre 8 milioni di euro, 8 milioni e 700 mila euro. Partiamo nel 2018 quando in consorzio le catene distributive, in modo particolare quelle del Regno Unito, ci chiedevano di certificare come gli animali venivano allevati per fare un latte, per fare il formaggio che loro comperavano. Era un momento di rottura perché il tema del benessere animale, della sostenibilità non era più un tema da salotto intellettuale ma era negli atti d'acquisto e quindi abbiamo fatto una fotografia della situazione e lì abbiamo capito che dovevamo intervenire. Quindi questi denari messi a disposizione per quegli allevatori che dovevano fare un passettino avanti. È un approccio storico perché noi siamo il consorzio del formaggio, Parmigiano Reggiano, non siamo il consorzio dei produttori di latte, ma noi siamo una DOP e il segreto delle DOP è l'origine della materia prima. Ecco perché la filiera non può essere disgiunta ed ecco perché i produttori di formaggio hanno detto dobbiamo dare una mano alla filiera per essere filiera. Quindi saranno degli strumenti a disposizione anche delle stalle che in questo momento hanno le vacche legate e vogliono fare quel passettino in più di cui parlavamo prima. Il tema delle vacche legate è un tema assolutamente importante perché guardando al futuro è un tema di grande sensibilità. Però dobbiamo basarci sulla verità, noi dobbiamo entrare nel merito del vero senza avere la parte emotiva che ci guida, quindi dobbiamo fare le cose in un modo calmo e serio, però il consorzio è appunto a disposizione per permettere a chi ha bisogno di fare questo passettino. In primis collaborare con l'ente pubblico e quindi con le regioni, perché non dimentichiamo che l'80% dei denari che un'azienda agricola percepisce come contributo pubblico passa attraverso il sistema regionale, quindi PSR, Piano Sviluppo Rurale, Nuova PAC, il consorzio si pone come interlocutore per dare una mano per indirizzare dove i progetti valgono.
Allevaweb invece, questo grande portale che dovrà essere uno strumento di comunicazione fra voi, gli allevatori e anche il consumatore? Allevaweb è il primo passettino per un grande progetto, che è quello di creare la comunità degli allevatori che fanno il latte per il parmigiano reggiano. È il canale attraverso cui il consorzio del parmigiano reggiano comunica con i produttori di latte e i produttori di foraggio. Quindi si trovano contenuti tecnici, perché è questo che interessa tanto agli allevatori, dei contenuti di natura politica legata al mondo della DOP. È una piattaforma dove anche il cittadino interessato al mondo tecnico agri-agro può atterrare. Ma ripeto, il passettino sarà anche social e, perché no, un bell'evento una volta all'anno per avere tutto il mondo produttivo del parmigiano reggiano che si incontra per discutere tecnicamente del tutto. È una filiera. Emma ha esaudito il mio desiderio e qui abbiamo non tutte le vostre etichette, diciamo un po' con le vostre tipologie di vini, perché voi di etichette ne avete tante. Sì, sì, lavorando appunto su 2 DOC è facile arrivare a certi numeri, quindi una ventina di etichette. Però qui abbiamo una bella rappresentanza. Abbiamo il Grechetto d'Umbria, abbiamo il Montefalco insomma Sagrantino, il Passito di Sagrantino, abbiamo la Vernaccia di Cannara che è davvero una chicca e anche una bottiglia d'olio. Di olio, sì. Perché fate un pochino anche Di d'olio. olio, sì, Esatto. sì. E cosa abbiamo nel tagliere? Nel tagliere abbiamo anche la nostra rappresentanza di salumi, l'Umbria è famosa, quindi abbiamo del capocollo e del petto d'oca, delle nostre oche, che rientrano poi appunto nella parte goliardica dell'azienda. E poi abbiamo una torta di Pasqua al formaggio e della torta al testo tipica nostra perugina. E questi ovviamente reggono sia il bianco corposo grechetto sia il rosso, il quindi si rosso. può andare a scelta. Sì, ottimo abbinamento per entrambi. Bene, io direi a questo punto ci facciamo un brindisi. Sì, assolutamente. Assolutamente. Sì. So che te gradisci il rosso. Guarda, io gradisco sinceramente tutto, però il rosso. Ok. Bene. Bene. Allora, Cin, Cin. in bocca al lupo, anche a voi che ci state seguendo e ovviamente i saluti. Il nostro percorso termina qui, la nostra trasmissione anche, però vedete in sovraimpressione il nostro sportello di redazione con tutti i riferimenti per poter vedere e rivedere le puntate. Grazie per averci seguito, grazie ad Emma per averci accompagnato e ci rivediamo la settimana prossima. Cin. Sì. In collaborazione con